La 11ª edizione di US Kids o Venice Open Golf. Venice Open è un evento internazionale straordinario. Come Regione Veneto siamo orgogliosi di poter ospitare e essere partner a sostegno di questo grande evento, un evento internazionale di sport, di golf, che nel mondo e nel panorama golfistico ha visto fino alla sua prima edizione un riconoscimento tra le più importanti d'Europa. Un momento fantastico per i ragazzi, abbiamo sentito quasi 380 atleti partecipanti, 42 provenienti da 42 nazioni. È un 3 giorni che vede sicuramente il Padovano, la Regione Veneto, salire sui gradini più importanti del golf, dello sport, ma soprattutto, come abbiamo capito, è un momento anche di formazione, di cultura, di esperienza sicuramente straordinaria anche dal punto di vista turistico non solo per gli atleti ma anche per le famiglie. Ma quello che è più importante è che insieme al golf, questo golf è un golf per tutti, non per solo qualcuno, che si apre a un mix di messaggi di carattere sociale e culturale importantissimo: ambiente, natura, rispetto delle regole, rispetto dell'ambiente, rispetto della natura, ma soprattutto guarda al futuro con grande prospettiva. È uno sport che è caratterizzato non solo dal fatto di lavorare per un obiettivo, ma dal fatto di essere, diciamo, incarnare una tipologia di persona, di giocatore che si contraddistingue per dei valori etici molto forti, perché il golf è rispetto prima di tutto del campo, degli avversari e di se stessi, e questo deve venire prima del risultato, quindi già il golf di per sé dà questo messaggio. La nostra gara la enfatizza ancora di più perché, oltre all'aspetto agonistico estremamente interessante, l'abbiamo arricchita di tanti momenti che possono essere comunque una bella esperienza a prescindere dal risultato sportivo. Quindi momenti di festa, di unione tra le persone, di conoscenze, di contatti, di scoperta del nostro territorio, di scoperta del nostro stile di vita, perché noi quando ospitiamo questi ragazzi comunque comunichiamo la cosa più bella che abbiamo, che è il nostro, secondo me, stile di vita, il fatto di essere italiani, e questa cosa affascina. La sfilata delle nazioni è bellissima perché vedere questi bambini di varie altezze, cioè di varie età, passeggiare entusiasti, pieni di passione con la loro bandiera. L'anno scorso a un certo punto passava la bandiera, mi ricordo, dell'Ucraina e della Russia, cioè avevamo dei bambini dell'Ucraina e dei bambini russi. Devo dire, quando ho visto passare quelle due bandiere lì, ho pensato tanto, i bambini ridevano, erano felici, le loro famiglie pure, e questa cosa mi ha toccato molto, insomma, visto il momento, ed augurarsi che questo messaggio possa essere un po' trasferito nel mondo. La partecipazione appunto di tutti questi bambini, ricordiamo che fino all'anno scorso sono stati 380, vuol dire che sono 380 bambini e ragazzini accompagnati dalle loro famiglie, c'è chi ha anche il proprio maestro, quindi stiamo parlando che un movimento di persone molto importante che viene a visitare. Ovviamente Venice Open, con la parola Venice, è molto di richiamo, però viene a visitare il nostro territorio, il territorio di Padova, che è stata nominata anche Urbs Victa, quindi ha questo valore molto importante, per cui anche tutto il turismo della città, molto vicina tra l'altro ai nostri golf, ha riscontrato un turismo molto importante, e soprattutto poi dopo il Covid c'è stata anche una riscoperta di tutto il territorio dei Colli Euganei, non solo quindi alloggiare negli hotel, nelle strutture hotel, ma anche in tutto quello che sono i bed and breakfast, piuttosto che moltissime nuove realtà che sono nate e che offrono comunque tantissimi servizi anche sostenibili, anche il cicloturismo, piuttosto che utilizzare anche altri mezzi per muoversi e scoprire la città e tutto il nostro territorio. E sicuramente è importante il fatto che comunque scoprano tutte le nostre bellissime realtà. In termini di introduzione, il primo studio che abbiamo fatto già nel 2007 ha riguardato la Bermuda grass, cioè un'erba che consuma pochissima acqua, come dicevo, non ha bisogno di prodotti chimici e pochissimi fertilizzanti, quindi ha un impatto ambientale estremamente
ridotto e soprattutto anche dal punto di vista economico permette di gestire in maniera serena gli impianti che sono abbastanza grandi. Oltre a questo, in collaborazione con diverse università, in primis l'Università di Padova, ma anche l'Università di Pisa, l'Università di Bologna e l'Università di Torino, non ultima la Sapienza, abbiamo fatto parecchi screening sul campo, abbiamo fatto diverse ricerche, diversi studi, che tra l'altro abbiamo anche presentato a diversi convegni scientifici e gli abstract sono in bella mostra nella sala sacche del club, perché facciamo questi progetti, ma per noi è importante anche comunicarli, raccontarli. È uno dei progetti che abbiamo seguito, in modo particolare il progetto Operation Pollinator, proprio da questo punto di vista ha colto il segno, nel senso che con la produzione di miele all'interno dei nostri 3 campi, miele che abbiamo appunto battezzato ad hoc miele non mille fiori ma miele mille buche, l'obiettivo è proprio quello di lanciare questo messaggio. Il campo da golf è una grande opportunità non solo per chi lo frequenta, ma una grande opportunità per il territorio. Noi, per fare un esempio, solo su Selvazzano tutto l'impianto occupa 90 ettari, ma sono 90 ettari attaccati alla città. E quindi sono un importantissimo polmone verde, una bellissima opportunità anche di fare stoccaggio di CO2. CO2 oggi è diventato uno dei metri, no? Attraverso i quali si misura l'impatto ambientale di qualsiasi attività, e noi da questo punto di vista sicuramente noi, ma il golf in generale, dà un importantissimo contributo.